Prezzi dei carburanti stabili inizio settimana e per fortuna aggiungiamo, ma il rincaro post Ferragosto è sicuramente tra i segni più che maggiormente preoccupano tra gli aumenti che stanno funestando il rientro in città. Benzina oltre i 2 euro, diesel che se ti va bene non raggiunge i 2,2 euro al litro, mentre il governo lavora alla ricerca di coperture economiche per garantire il taglio delle accise. Dalle associazioni arriva la richiesta di interventi che non si limitino a provvedimenti tampone. Il prezzo del carburante continua a salire e questo ci preoccupa moltissimo, sia per quanto riguarda i gestori, sia per quanto riguarda tutte le attività economiche. C'è stato un prolungamento del taglio delle accise per un giorno, penso che sia abbastanza insignificante, abbiamo bisogno di un intervento effettivo sulla composizione del prezzo del carburante. C'è bisogno che a livello governativo si faccia un intervento strutturale sulla filiera del prezzo del carburante, in modo che non diventi più un effetto tampone, ma un effetto strutturale per il costo effettivo alla pompa delle benzine. Gli aumenti di fatto danneggiano anche i gestori, continua Convento, che vedono una diminuzione delle vendite di carburanti, per questo sui controlli aggiunge. Sappiamo benissimo che il gestore non determina il prezzo, anche perché il margine effettivo del gestore sono di pochi millesimi, quindi i controlli giusti che vengono fatti non devono essere sicuramente incolpati i gestori per delle differenze di prezzo che vengono comunicate solitamente dalla compagnia petrolifera e il gestore stesso aumenta o diminuisce il prezzo nel momento in cui gli viene comunicato.